Raffiche di vento, addirittura la grandine in pianura, in montagna invece la neve. Nella Marca trevigiana e in Veneto la mattinata ha portato con sé precipitazioni più intense di quelle che ci si poteva aspettare, che hanno contribuito a far calare drasticamente gli inquinanti nell'aria. Fiocchi di neve sono caduti al di sopra della quota dei 500 metri sulla fascia pedemontana e montana, dal Piancavallo in Friuli al Cansiglio fino all'altopiano di Asiago nel Vicentino, caduti fino a 5 centimetri di neve, al punto che sono stati fatti entrare in azione i mezzi spargisale di Veneto Strade per scongiurare il ghiaccio sull'asfalto. Un manto bianco che, viste le temperature miti di questo inverno, non ci si aspettava più a fine febbraio, così come è sembrata decisamente fuori stagione, in questo caso in netto anticipo, la grandinata che si è abbattuta sulla periferia di Treviso e i comuni dell'Interland, ma anche su Conegliano e Vittorio Veneto e nella zona dell'Asolano e della Castellana. Il cielo si è improvvisamente fatto scuro in alcune aree, come a Montebelluna anche il vento ha provocato forti disagi. Di contro il maltempo ha quasi azzerato gli inquinanti nell'aria che nei giorni scorsi, con alti e bassi, hanno raggiunto livelli oltre il doppio del consentito.